Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, una nuova puntata di Penalty che come al solito racconta il calcio dilettantistico siciliano ogni settimana il mercoledì alle 13 e siamo anche in replica poi la stessa serata alle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Puntata molto interessante perché abbiamo due ospiti di grande qualità. Andiamo subito a presentare il presidente della Nissa FC, Luca Giovannone. Buonasera. Buonasera presidente, ben trovato nella nostra TV, ma soprattutto all'interno di Penalty. E voglio salutare anche un amico di Penalty che ci viene spesso a trovare, anche quest'anno non poteva mancare, accompagna anche una persona molto vicina e molto cara a lui, parliamo di Arialdo Giammusso, ex presidente della Nissa, nonché anima anche di questa Nissa attuale. Dico bene? Grazie per l'invito che spesso mi proponi e buonasera a tutti i telespettatori. Allora voglio dare subito input alla nostra puntata. Presidente, un campionato di eccellenza molto interessante, difficile, soprattutto questo girone A. Molto difficile. Io speravo di trovare più clemenza dalle squadre concorrenti, invece ogni partita È una battaglia. Una grande battaglia sportiva. Però finora sta andando bene, purtroppo solo una squadra sarà promossa, questo è un grande limite perché ce ne sono almeno 4 che meriterebbero di salire. È vero, è vero. Sì. Le altre squadre su tutti, questo Pro Favara, questo Athletic Club Palermo, Arialdo? Pro Favara si sapeva già dall'inizio del campionato che era una squadra allestita per vincere, era la concorrente principale della Nissa. Poi ci sono delle sorprese come l'Athletic Palermo, che è una squadra abbastanza attrezzata, che sta facendo bene, ma il campionato È ancora troppo presto. È ancora troppo presto per Dobbiamo definire. arrivare a dicembre, dobbiamo Sì. arrivare a Natale, Infatti, poi lì forse capiremo com'è la situazione. Lo no, dico Presidente? spesso al Presidente, aspettiamo dicembre, perché lì poi si definisce tutto in maniera chiara. Anche se credo che la rosa della squadra mi sembra abbastanza completa, no? Insomma, Terranova ha un quadro ben preciso del suo gruppo. La rosa è completa, abbiamo 25 titolari e domenica scorsa mi hanno confidato il direttore sportivo Rossello e il mister che non sapevano nemmeno chi mettere in tribuna perché Diventa difficoltoso. hanno dovuto mettere qualche titolare in tribuna. Iniziamo il nostro programma parlando di Serie D e la battuta la devo fare giustamente con i nostri ospiti. Allora, Presidente, questa Serie D, questo girone I, ingarbugliato, anche se bene o male 2/3 squadre sulla carta sono più forti di tante altre. Sì, si sta delineando un campionato dove 2 siciliane sono tra le favorite, che sono Siracusa e il Trapani. Poi c'è forte anche la Mezia e chissà che qualcun'altra possa inserirsi. Io faccio tifo per le siciliane, non me ne Giustamente, vogliono. giustamente. Anche se la Vibonese non scherza neppure, terzo in classifica, È un'ottima squadra. da prendere con le pinze, no? Chiaramente è una squadra che a lungo andare farà sentire la sua forza e la sua capacità di Ho fare detto la risultati. Mezia, io non è che l'ho confuso. Sì, hai Ha confuso. detto la Mezia, Sì, vabbè, sì, ma vabbè. anche la Mezia Vibonese. non scherza pure. Ma ok. non trascuriamo l'usato garantito, l'usato sicuro che è Licata, che è sempre una squadra. Giusto, sempre una squadra molto pericolosa perché Romano riesce a mettere su sempre un 11 competitivo, Il direi. Petto Romano è un allenatore che conosce bene la categoria È vero. e quindi Sì. chiaramente farà bene anche quest'anno. La metterei tra le possibili aspiranti. Beh, allora a questo punto potremmo anche metterci dentro il Reggio Calabria, no? Perché anche se è partito ad handicap è sempre un team ed una città forte.
Io preferirei il Licata perché c'è un gemellaggio tra il Bene. Licata e la Nissa e il presidente del Licata Massimino e anche il vicepresidente mi hanno chiesto ora che dovranno fare un ventennale, non so, 50 anni, Un 20 bel anni, progetto allora che vi coinvolgerà. lo stadio nuovo hanno chiesto di fare un amichevole, io ho dato la disponibilità. Bene, bene. Storicamente Licata e Nissa sono squadre sorelle. Sì, bene. Poi tra l'altro adesso voi avete un campo meraviglioso che è diventato un fiore all'occhiello, soprattutto per questa categoria. Sappiamo benissimo, Arialdo, le sofferenze negli anni Mamma passati, mia. no? In prima persona tu ne sei io stato purtroppo protagonista in negativo, no? Bene, allora a questo punto parliamo di Serie D e partiamo subito con le partite che si sono disputate domenica. Si è giocata la settima giornata, guardiamo subito i risultati. Vibonese Calcio batte Acragas 2-1, Città di Aciriale batte Portici 1-0, Siracusa Calcio batte FC Lamezia Terme 4-1, LFA Reggio Calabria batte Licata 2-0, Ragusa batte Locri 1908 2-0, Real Casalnuovo batte Castrovillari 3-2, San Cataldese batte Città di Sant'Agata 1-0, FC Trapani batte Canicattì 3-1 ed infine Nuova Igea Virtus batte Gioiese 1918 2-1. Guardiamo la classifica dove troviamo in testa il Siracusa di Gaspare Cacciola, al primo posto con 19 punti, con 18 l'FC Trapani, 15 punti Vibonese Calcio, con 12 Licata Calcio e Città di Sant'Agata insieme all'Acragas, 11 punti il Canicattì, con 10 Nuova Igea Virtus e San Cataldese, 9 punti FC Lamezia Terme, Città di Aciriale e Ragusa Calcio, 7 punti Real Casalnuovo, 4 punti per LFA Reggio Calabria, San Luca e Locri 1909. Chiudono la classifica Gioiese 1918 e Portici con 3 punti ed il Castrovillari con 0 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, eccolo qua il tabellino degli incontri: Castrovillari Canicattì, Città di Sant'Agata Nuova Igea Virtus, FC Trapani Locri 1909, Gioiese 1918 LFA Reggio Calabria, Licata Calcio Città di Aciriale, Portici FC Lamezia Terme, Ragusa Calcio San Cataldese, Siracusa Calcio San Luca, Vibonese Calcio Real Casalnuovo, riposerà l'Acragas. E partiamo proprio da questo Acragas che viene da una vittoria importante fuori casa contro il Castrovillari, tentava il bis, è andata male perché davanti insomma c'era questa Vibonese. Allora, io da quello che so, andare nei playoff in Serie D Conta poco. non si ottiene la promozione, quindi non conta tantissimo. L'Acragas invece a me ha sorpreso in positivo perché è riuscito a allestire, quindi faccio i complimenti al presidente Deni, al direttore sportivo Strana e tutto lo staff, che sono riusciti velocemente a fare una squadra competitiva. Perché non è mai facile poi alla fine No. creare subito un gruppo, No, voi no. insomma a Caltanissetta ne siete una dimostrazione, mettere Sì. su quasi per intero un gruppo è sempre molto difficoltoso. Sì, mi hanno sorpreso in positivo. Voglio fare una menzione, Sì. magari la anticipo un attimino. Non abbiamo parlato della San Cataldese, che sono i vicini di casa della Nissa. C'è una forte rivalità tra Nissa Sappiamo, e San sappiamo. Cataldese, però voglio dire, quando giocheremo contro, mi auguro prima possibile, ma in categorie alte, non che loro scendano, ma che noi saliamo a giocare contro di loro, questa competitività sarà espressa nel campo. Però tra abitanti, tra tifosi, tra anche dirigenti, c'è e ci deve essere una sinergia, un rispetto, ecco, questo ci tengo a precisare. Presidente, questo è un bellissimo messaggio, le devo fare veramente i complimenti perché dobbiamo mettere da parte queste rivalità. Poi tra l'altro due centri molto Sì. vicini. Sono Quindi, mogli, mariti, parenti, cugini, Sì, compari, infatti. no, questa cosa... mettiamola da parte questa quando, guerra. Quando ci sarà la partita, certamente ognuno, anche mogli Ed è mariti, giusto che sia così, ed è giusto che sia così. Di San Cataldo e di Caltanissetta, ognuno tiferà per la sua squadra, però la rivalità non deve mai superare la soglia dello sfottò, ecco, del È vero, semplice sfottò. condivido. Guardiamoci gli highlights, la vittoria della Vibonese Calcio 2-1 proprio contro l'Acragas.
Non mi va di parlare di arbitraggi e di assistenti, però penso che se andiamo a rivedere il 2-0 della Vibonese, almeno mi dicono, ma già ad occhio nudo mi era sembrato un fuorigioco netto, però evidentemente l'assistente non l'ha visto. Però al di là di questo io penso che oggi l'Agragas ha fatto la più bella prestazione da quando è iniziata questa stagione. Abbiamo fatto 3 palle gol nel primo tempo, 5-6 nel secondo tempo, grandi ritmi, grandi parate del portiere. Penso che se finiva pari, forse dicevamo che ci stava stretti il risultato, però il risultato finale dice che abbiamo perso. Assimiliamo questa sconfitta e pensiamo di andare avanti. Devo dire che ad oggi le grandi che abbiamo incontrato non ci hanno messo sotto, perciò vuol dire che noi stiamo facendo un buon lavoro tutti, a partire dalla società, allo staff tecnico, ai calciatori, un pizzico di fortuna in più e oggi avremmo portato a casa almeno un punto. Sono stato accusato forse di parlare troppo di questi torti arbitrali, però poi in effetti la verità è come dice lei, perché il secondo gol era in netto fuorigioco. Poi io ho da fare i complimenti alla mia squadra perché credo che abbia fatto una bellissima partita, più bella ancora di quella di Trapani, dove abbiamo avuto tante occasioni. Non siamo riusciti a metterla dentro, ma credo che in termini di prestazione, in termini di occasioni, oggi credo che sia stata ancora più bella di quella del Trapani. L'Agragas avrebbe meritato di pareggiare e forse addirittura anche di vincere la partita. Però stiamo parlando comunque di una sconfitta, per cui è giusto portarcela a casa. È stata una vittoria sudata soprattutto. Eravamo di fronte a un avversario importante che ci ha messo sotto, ci ha messo in grossa difficoltà. Abbiamo lottato su ogni pallone, su un campo che non era facile uscirne fuori perché comunque il terreno di gioco purtroppo era in condizioni non ottimali, però diciamo che abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo lottato e ci prendiamo questa vittoria. Dalla panchina onestamente non l'ho visto questo fuorigioco, diciamo che fosse finita in pareggio comunque non era giusto anche come risultato perché abbiamo avuto di fronte degli avversari tosti, degli avversari forti che con determinazione hanno cercato di agguantare la partita. Penso che per quanto è meritata la nostra vittoria lo sarebbe stato in ugual misura anche un eventuale pareggio perché comunque l'Agragas non ha di certo demeritato oggi. Parliamo adesso del Città di Aciriale. Arialdo 1-0, una partita difficile contro il Portice. Sappiamo benissimo che la Ciriale, insomma, qualche difficoltà quest'anno potrebbe incontrarla, non tanto sulla rosa, ma sul fatto che il rinnovamento non è mai facile. La Ciriale però è una squadra molto blasonata, che ha una storia e quindi alle spalle. Sanno fare calcio da Ciriale, hanno una squadra diciamo di discreto valore. Non mi ha sorpreso la vittoria, è un buon mister, quindi è una squadra che farà passare parecchie soddisfazioni. È una ai propri squadra che magari cercherà di prendere il prima possibile i punti per la salvezza e poi magari tentare la carta successivamente nella seconda parte della stagione per agganciare una posizione importante, magari chissà in vista playoff? Sui playoff non ci scommetto. Forse non è neanche il loro obiettivo. Non credo. è neanche il loro obiettivo, quindi però che farà bene una salvezza tranquilla la otterranno chiaramente. Parliamo di questo Siracusa, Presidente? 4-1 fuori casa, un'altra vittoria fuori casa. Beh, la squadra di Cacciola non si sta nascondendo più. Davvero sorprendente, devo fare i complimenti al Presidente Ricci, che è un mio amico, voglio dirlo anche qui, che c'è una rivalità tra Siracusa e Nissa come tifosi, però... Per non essere un siciliano, le conosce tutti i dirigenti però che gran parte sono venuti ad investire qua in Sicilia, questa è una cosa bella, no? Secondo me bisogna dimostrare rispetto a queste persone, sia siciliane e anche
persone che vengono da fuori e che si innamorano della Sicilia e che investono in Sicilia. Bene. Quindi Ricci, anche lui mi ha sorpreso, che ha allestito uno squadrone, e gli faccio un grande in bocca al lupo a lui e tutta la Siracusa per questo campionato. Il big match con il Trapani potrebbe decidere forse probabilmente la squadra che almeno nella prima parte della stagione ha mezzo piede in Lega Pro? Beh sì, se rimangono nel raggio di 3 punti, sì. Quello Sì. sarà il momento forse clou proprio Sì, almeno sì. nella prima parte della Sì, stagione. sì, È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. Ennesima prestazione di personalità, ennesima vittoria, altre 3 partite 9 punti, non è frutto del caso. I ragazzi stanno dimostrando grandissimo attaccamento per questa maglia, grande determinazione, grande mentalità. Vincere alla Lamezia in casa con la Cireale e venire a vincere 4-1 qua alla Lamezia sicuramente non è roba da poco, anzi dobbiamo dare grande merito al lavoro che quotidianamente facciamo. Con lo staff che devo sempre ringraziare, con i calciatori che ci stanno mettendo l'anima e con la società che non ci fa mancare niente. Come ho detto in sala stampa pre-partita, in conferenza stampa, avevamo questa voglia di dedicare proprio questa vittoria ai nostri tifosi e lo abbiamo fatto. E magari domenica con il San Luca vedere il desimone pieno per noi sarebbe un ulteriore motivo d'orgoglio. Sapevamo di venire su un campo molto difficile contro una squadra molto importante. All'inizio, i primi minuti, soprattutto il primo tempo, è stata una gara molto equilibrata, poi alla fine, il secondo tempo, siamo usciti fuori, abbiamo messo più grinta, più voglia, abbiamo lottato, diciamo che abbiamo voluto questo risultato e l'abbiamo ottenuto. Diciamo che vengo da un lungo stop, ma ormai è tutto passato. Entrare nella panchina mi sta mettendo molti minutaggi, molta benzina nelle gambe, mi farò trovare pronto sia se vengo chiamato all'inizio, sia se quando vengo chiamato in causa a sostituire qualche mio compagno di squadra, quindi per me non fa differenza, l'importante è che la squadra porta sempre il risultato a casa. Poc'anzi ti parlava del Reggio Calabria, una regina, perché diciamolo pure è la regina nuova versione, che batte un Licata che effettivamente è brutto, nel senso che è difficile da contrabbattere, perché tecnicamente e tatticamente Romano, abbiamo detto poc'anzi, sa mettere bene la squadra in campo. La regina sarà un'altra squadra che in Serie D a presto dirà la sua, perché Questa partenza ad handicap forse però... Ma da quando ho sentito si stanno preparando a rinforzare la squadra con nomi grossi, quindi è partita indietro, ma la regina è sempre la regina, quindi è una squadra che con il pubblico, con lo stadio, con l'organizzazione che ci sta alle spalle, quindi poi alla lunga uscirà fuori, ma molto presto. Non mi ha sorpreso la vittoria con il Licata. Assolutamente, quindi una regina che potrebbe essere la terza incomoda magari in una classifica finale con Siracusa e Trapani? Visto che questo è quasi un po' un testa a testa, no? Io voglio contraddire Ci piace questa sua contraddizione, dica pure. Aldo, e secondo me è partita troppo in ritardo. Se lo porterà fino alla fine della regina, stagione? sì, non riuscirà a recuperare. Sarà più difficile magari. Non riuscirà a recuperare. Però, peccato, no? Perché sarebbe stata una bella realtà, un campionato ancora più avvincente. Quest'anno no, però sicuramente l'anno prossimo dirà la sua. Ma l'anno prossimo è tutta un'altra storia, Presidente, lei lo sa. Vedremo intanto cosa succederà. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio della Regina, 2-0 contro il Licata Calcio.
Oreste Granillo di Reggio Calabria, settimo turno del girone I di Serie D, Licata di mister Pippetto Romano, una delle 3 formazioni imbattute sin qui di questo girone. Rende visita agli Amaranto di mister Trocini, reduce dalla prima vittoria stagionale sul campo del Portici. Licata che ha ritrovato la vittoria dopo 3 pareggi tra le mura amiche contro l'Igea. Al 10° di gioco l'intervento di Pedalino in area di rigore, a terra Barilla, non ha dubbi il direttore di gara, fischia il calcio di rigore alla trasformazione. Il 17 spiazza Valenti e porta in vantaggio gli Amaranto, che al 31esimo andranno di nuovo vicini al gol con Coppola che sfiora la traversa. Era tutto fermo però per posizione di offside. Poco dopo la mezz'ora, buona azione di Rotulo che duetta con Miracori, restituisce la palla al numero 10 deviato in corner da Cham. Fraseggio però Amaranto a destra con Dervisci che serve un bagno, si apre Mungo a destra molto attivo, su avvio di partita il tiro cross, non trova nessun compagno pronto nell'area di rigore. Nella ripresa Licata che prova a destarsi dal proprio torpore, ma sempre Mungo a creare i problemi maggiori dentro per Barilla. Marras irrompe in area di rigore senza chiedere permesso, 2-0 per gli Amaranto che con Coppola hanno anche l'occasione per il tris. Attento Valenti a distendersi alla propria destra, il corner del Licata per riaccendere le speranze, sbuca Calaiò nel cuore dell'area di rigore, provvidenziale intervento di Martinez a salvare il risultato. Ancora però in campo aperto gli Amaranto pericolosissimi con Barilla che serve un compagno, Calaiò in estirata stoppa Salandria, ancora Mungo in area di rigore a destra, tentativo però che non inquadra il bersaglio grosso. Termina così la partita, LFA Reggio Calabria Licata è già storia e termina per 2-0 in favore degli Amaranto. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Altra vittoria importante in casa del Real Casalnuovo, realtà ex fragolese che vuole ritagliarsi uno spazio in questo girone I del campionato di Serie D. La Campania sappiamo benissimo che per tradizione è sempre molto ostile. Fare punti in quel campo secondo me diventerà un'impresa per tutte. Sì, è stato un ottimo risultato, devo dire, e nessuna partita comunque è scontata, in Serie D nessuna partita, il risultato si sa prima che finisce il fischio finale. Guardiamoci il servizio, vittoria del Real Casalnuovo 3-2 contro il Castrovillari. Primo tempo fatto ad altissima intensità, buon livello, potevamo fare anche qualche gol in più. Secondo tempo siamo calati vistosamente, adesso dobbiamo parlare in settimana, fortunatamente abbiamo tutta la settimana per poter lavorare, andiamo a analizzare solo il secondo tempo perché qualcosa non è andato, voglio capire se è una questione mentale, se siamo entrati con sufficienza, quando sappiamo che in questo campionato non ce lo possiamo permettere. Io quello che ho chiesto in settimana ai ragazzi di mettere più cattiveria agonistica perché ad oggi abbiamo fatto sempre delle buone prestazioni e ci è mancato soprattutto fuori casa questa componente. Quindi primo tempo i ragazzi sono stati determinati, hanno messo la cattiveria che chiedo io e il primo tempo è finito 3-0 e poteva essere ancora più ampio il vantaggio, mentre il secondo tempo appena non metti cattiveria agonistica, anche contro il Castrovillari, che ritengo comunque una buona squadra fatta di buone individualità, ti mette in difficoltà. Quindi questa a maggior ragione ci deve far rafforzare questa componente che ci sta mancando, perché la squadra gioca bene, fa delle ottime prestazioni, fa delle ottime trame di gioco, costruisce tanto, però se non metti cattiveria non riesci a fare quel salto di qualità che dobbiamo mettere, perché è un peccato, se no stiamo sempre facciamo un campionato così di sofferenza, non è giusto. C'è anche da dire che ci sono tante assenze, io al secondo tempo non riuscivo manco a fare le sostituzioni perché tutti under, a un certo punto si era complicata la partita, quindi non era facile, non era semplice inserire qualche giovane dentro e ci voleva perché molti erano stanchi, abbiamo giocato anche 3 giorni fa, quindi tutti questi infortuni purtroppo ci stanno anche condizionando. Questo non deve essere un alibi perché io sono contentissimo di tutti i giocatori che ho in rosa. Però proprio perché
stiamo avendo un momento di difficoltà, questi ragazzi devono prendere l'occasione al volo, cioè io al posto loro farei di tutto per entrare e non uscire più. C'è la possibilità e quindi è giusto che la colgano. Dobbiamo partire dalla prestazione del secondo tempo, perché dobbiamo capire che questa squadra, questa società merita rispetto. E il rispetto vuol dire andare in campo, sudare la maglia, in primis per noi e poi per la società, per i tifosi che vengono sempre al seguito, ci seguono da tutte le parti. Niente, noi dobbiamo ripartire da qua. Il secondo tempo è stata un'altra partita. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, di quello che ho visto nel secondo tempo. Prendiamo questa sconfitta amaramente, un punto per quello che si è visto lo meritavamo, perché il primo tempo hanno giocato loro, il secondo l'abbiamo fatto noi. Poc'anzi abbiamo parlato dei vicini di casa, San Cataldese che si è ripresa 1-0 in casa, punti su punti, si è un po' tirata fuori dalle sabbie mobili. Come vede il proseguo della stagione da parte della San Cataldese? Cambiata anche la guida tecnica adesso. Sì, si è ripresa alla grande, dirà la sua la San Cataldese. Molto fiducioso. Molto fiducioso. Anche perché sono vicini di casa vostra, Rialdo, no? Poi, conosci bene la realtà di San Cataldo? Chiaramente, la San Cataldese ormai ci è abituato ai cambi di allenatore, riesce ad avere risultati. L'anno scorso infatti è successo, ma anche 2 anni fa con Infantino. Settineri hanno cambiato allenatore, arrivò Campanella, lo scorso anno la stessa cosa, e quindi riescono sempre quando cambiano l'allenatore a fare meglio. Come hai visto questo cambio anche dal punto di vista della rosa rispetto a quella della scorsa stagione? Hanno rivoluzionato tutto, però è strano, no? Cioè una squadra che è stata quasi a ridosso dei playoff, rivoluzionata poi a giugno, con la speranza magari di ritrovarsi bene ad inizio stagione, cosa che poi non è andata. Visto che è andato via dalla San Cataldese un dirigente che era Lirio Torregrossa, quindi magari qualcosa internamente sarà successo e l'organico è stato un po' rivoluzionato. È vero, può succedere, può succedere. Parliamo di questo Trapani, Presidente, ritorniamo a parlare della squadra di Antonini, un presidente vulcanico, è stato paragonato insomma certamente ad un presidente che non vuole perdere, che vuole vincere sempre, vuole addirittura vincere questo campionato a marzo, queste sono le sue dichiarazioni. Forse secondo me un po' esagerato pensare oggi di arrivare a marzo con una squadra già matematicamente in Lega Pro. Fino ad oggi ha annunciato che avrebbe fatto grandi cose e sta mantenendo le promesse. A qualcuno non piacciono troppo certi toni, un po' esagerati, un po' troppo vanitosi. Però finché i risultati gli danno ragione, anche a lui bisogna fare i complimenti che è arrivato qui ad investire in Sicilia e io devo dire, se cresce il calcio siciliano io sono felice. Mentre il presidente Antonini ha investito anche sul basket, lei continua ad investire solo sul calcio, Presidente? Sì, perché la penso diversamente da come la pensa lui. Troppe distrazioni? In Italia non c'è una squadra di calcio importante che ha anche il basket e quindi andare proprio contro tendenza mi sembra sbagliato, anche perché il calcio costa tantissimo. Secondo me è stato avvantaggiato a Trapani dal fatto che comunque la realtà del basket è consolidata nel capoluogo trapanese, no? Sì, questo sì. Però secondo me una società deve gestire il calcio e un'altra deve gestire altre cose. Perché ci vogliono anche gli uomini poi per gestire il tutto, e no? poi ha detto la parola giusta lei, distrazioni, non ci vogliono distrazioni. È vero, un campionato lungo non può assolutamente non avere persone che fanno solo quello, che si occupano a 360 gradi della squadra giorno dopo giorno. Non è solo questione di esserci gli uomini devono essere concentrati 24 ore su 24 sul calcio. Sul calcio.
Canicattì che perde in casa, però insomma campionato sin qui di Pidatella molto interessante. Arialdo. Ma io non mi aspettavo il Canicattì dopo la fuoriuscita del presidente Licata e che potesse raggiungere questi risultati. Invece il clima, c'è il presidente Giacchetto, la nuova presidentessa, l'organico, diciamo, il management è rimasto sostanzialmente lo stesso e stanno facendo bene. È una bella sorpresa. Un bel calcio, stanno giocando veramente bene. E, diciamolo pure, domenica il Trapani un po' ha sofferto, eh? Sì, il Trapani ha sofferto il Canicattì, col Canicattì si soffre sempre, non è una squadra che la fa vincere facile agli altri. È vero, è vero. Il mio amico Alfio Torrisi... Sappiamo benissimo, è duro a morire. Guardiamoci gli highlights, la vittoria 3-1 dell'FC Trapani proprio contro il Canicattì. Sicuramente una partita dura, come l'avevamo presentata e come ce l'aspettavamo. Abbiamo avuto dimostrazione dei risultati del Canicattì e soprattutto di quello che il Canicattì ha fatto in casa. Dalla partita con Siracusa, dal pareggio con Licata, una squadra, ho detto, che ha tutte le caratteristiche per una squadra veramente di categoria, che la interpreta bene, che ha un'identità chiara e precisa, tattica, e che ha tanta voglia, cattiveria agonistica, e quindi sappiamo che è una partita difficile. A questo aggiungo io, era la terza di una settimana e quindi una partita ancora più complicata, perché come per noi naturalmente per loro, però tre partite in una settimana possono avere anche degli effetti sotto il profilo della concentrazione, della mentalità, della mente, perché sicuramente si spende tanto e quindi poi si arriva anche a questo. Io sono soddisfatto del risultato, sono soddisfatto di come la squadra ha avuto, dopo come si è espressa la squadra, come ha reagito dopo il gol dell'1-1, perché ancora è la prima volta che venivamo ripresi e questo quindi è un altro spunto importantissimo di cui dobbiamo prendere atto dopo aver preso il gol. Abbiamo continuato subito, abbiamo pensato subito a rimediare per cercare di vincere la partita e i ragazzi hanno offerto un'altra grande prova di carattere, quindi va bene tutto, va bene questa vittoria fondamentale, importante, che ci permette di fare queste 3 partite 9 punti. Non era facile prima, non è stata facile in campo, è partita quasi impari, ma i ragazzi sono riusciti a rimanere in partita, quello che avevamo chiesto, sono riusciti ad essere aggressivi quando volevamo. È mancato un po' di coraggio in alcuni momenti, però credo tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione. Ancora una volta dobbiamo uscire da questa partita con tanta consapevolezza e ancora più autostima che questa è una squadra forte sia a livello mentale sia a livello tecnico, tattico, ed è un grande gruppo che quando decide di volere una cosa la ottiene in una maniera secondo me forte e importante. Siamo soddisfatti per la prestazione, un po' meno per il risultato. Per noi come mentalità, come squadra, come società non esistono partite dove non si possono fare punti e credo che oggi l'abbiamo dimostrato ampiamente. Non possiamo fare voli pindarici, ripeto, sappiamo quali sono i nostri limiti, quali sono i nostri pregi. Ripeto, oggi si è vista una squadra che non ha mai smesso di pensare per un attimo che non potesse fare il risultato. La partita era un po' difficile, ma però i compagni e mister, le ringrazio il mister prima di darmi il tempo di giocare e poi anche i compagni il mano che mi davano sempre, quindi sono contento di questa vittoria. Abbiamo un grande gruppo, quindi giochiamo per vincere. Il mio obiettivo è vincere il campionato con le squadre, con i compagni e poi individuale arrivo. Chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di Serie D e parliamo di questa nuova Egea Virtus, neopromossa, e sappiamo benissimo che quando si passa dal campionato di eccellenza al campionato di Serie D un po' si soffre, e secondo me a Barcellona Pozzo di Gotto un po' hanno sofferto questo cambio. Voi penso che vi state già organizzando per un eventuale passo successivo? La squadra che vince il campionato di eccellenza sì, è una squadra da metà classifica di Serie D. Per il livello tecnico che già ha raggiunto l'eccellenza. Per vincere l'eccellenza, per arrivare prima in eccellenza. Sono d'accordo, però è anche vero che ultimamente insomma la nuova Egea Virtus qualche problema in questa parte iniziale della stagione l'ha avuto, ha pure cambiato la guida tecnica.
trovare l'equilibrio poi per la Serie D bisogna poi fare quadrato soprattutto con il gruppo dirigenziale, no? Certamente, è comunque un'impostazione differente. Io parlavo dell'organico dei calciatori, poi se addirittura i calciatori, la rosa viene rinforzata, meglio ancora. Però certo, da qui poi a vincere il campionato di Serie D invece è un altro mondo ancora. L'anno scorso, tra l'altro, la Nuova Igea, Arialdo, sappiamo benissimo che battaglia ha condotto contro un'altra corazzata che era il Siracusa, ed è la dimostrazione che non bisogna mai mollare, quindi anche in riferimento al nostro campionato. Nonostante i budget a disposizione erano diversi, hanno dimostrato di essere una grande squadra la Nuova Igea. Quindi hanno vinto pure la Coppa Sicilia. Cristallizzato le dimissioni di mister Ferrara. Beh, quindi, succede, però, anche perché in Serie D devi fare punti, se no poi si rischia di avere problemi nel recuperare rispetto alle altre squadre. Ma questo non sarà un problema nella Nissa, spesso una lancia a favore del presidente Giovannone, che su questo ha lavorato tanto. Abbiamo già uno staff, un organico già prontissimo, sappiamo, che già con esperienze di categorie superiori, e quindi già prontissimo ad affrontare qualsiasi altro Diciamolo pure, il progetto della Nissa attualmente è in eccellenza, ma già sta guardando più avanti, e questa è una cosa molto importante soprattutto per tutta l'intera provincia, no? Il progetto non parte soltanto da questo campionato di eccellenza. No, l'obiettivo del mio progetto è di categorie sicuramente molto superiori all'eccellenza. Io ho accettato l'invito che ebbi da Vincenzo Cancelleri, l'attuale direttore generale, che mi presentò alla città di Caltanissetta dopo che ho visto anche lo stadio, uno stadio che, faccio un esempio, c'è stato un memorial mondonico organizzato da alcuni amici dei Picciotti del Toro. Sì. Mi hanno invitato perché io comunque nel 2005 sono stato proprietario del Torino, poi l'ho ceduto a Urbano Cairo, e c'erano due ex grandi giocatori, Bruno e Vullo. E poi abbiamo fatto una partitina in questo stadio e sono rimasti ammirati. A me, ogni volta che viene qualcuno addetto ai lavori che mi fa i complimenti, ci fa i complimenti per lo stadio che abbiamo, io è un'energia in più. Ne sono orgoglioso e so che ho scelto la città giusta. Poi non parliamo dell'affettuosità che ha dimostrato la città di Caltanissetta e Nisseni a me e alla mia famiglia, quindi questo conferma la bontà della scelta che abbiamo fatto, e quindi gli daremo tutto quello che questa gente si merita. Sono contento per questa bella dichiarazione. Adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, non cambiate canale perché tra poco ritorniamo a parlare ancora di calcio dilettantistico siciliano. Lo facciamo con i nostri due ospiti, parleremo dei due gironi del campionato di eccellenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte. www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati in studio, seconda parte di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ospiti della nostra puntata, il presidente della Nissa Luca Giovannone, nonché Arialdo Giammusso, che fa parte sempre del gruppo dirigenziale della Nissa, nonché ex presidente. Dobbiamo dare giustamente la giusta definizione. Partiamo con i due gironi del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A. Si è giocata la quinta giornata, eccola qui la schermata dei risultati. Athletic Club Palermo che perde in casa con il Pro Favara 3-2, Castellammare Unitas Sciacca 0-0, Don Carlo Misilmeri Mazzara 46 2-2, Folgore Castelvetrano batte Oratorio San Cile e San Giorgio 1-0, Accademia Trapani batte Mazzara 1-0, Super Giovane Castelbuono batte Aspra 3-0, Casteldaccia batte Fulgatore 1-0 ed infine Nissa FC batte Geraci 2-1. A punteggio pieno in testa abbiamo la Nissa FC, al primo posto con 15 punti, con 12 punti l'Athletic Club Palermo, 11 punti Mazzara 46, con 10 punti il Pro Favara, 9 punti per Super Giovane Castelbuono, Folgore Castelvetrano, 8 punti Accademia Trapani, con 6 punti Castellammare, con 6 punti Castellammare e Casteldaccia, 5 punti Aspra, 4 punti Oratorio San Cile e San Giorgio, Don Carlo Misilmeri ed Unitas Sciacca, 3 punti per il Fulgatore, 1 punto Mazzara e Geraci. Dobbiamo assolutamente partire dalla squadra rivelazione Athletic Club Palermo. Questo Palermo può diventare veramente una mina vagante per il risultato finale, Presidente? Allora, parlo in modo egoistico in questo caso. Noi non guardiamo le altre squadre, noi pensiamo a vincere tutte le domeniche ogni partita, ma con rispetto di tutte le altre squadre. Complimenti a loro e non voglio qui offendere i tifosi del Catania con cui ho un legame profondo. Sappiamo. Io però devo dire più siciliane ci sono in Serie A e meglio è per la Sicilia. Guardiamoci le interviste post partita proprio dopo la vittoria per 3-2 del Pro Favara contro l'Athletic Club Palermo. Ma credo che siamo stati paralizzati oltre misura da quelli che sono stati gli episodi. Sapevamo di affrontare una squadra forte e così si è dimostrata, era forte, sapevamo che potevano fare gol in più maniere. Ci siamo fatti trovare impreparati in alcune situazioni che già sapevamo, però la squadra comunque è stata matura, è riuscita a ribaltare il risultato dopo il gol iniziale. Forse all'inizio del secondo tempo avremmo potuto evitare qualche situazione che poteva mettere a loro in condizione di fare gol. Però il calcio è questo, i ragazzi avevano speso tanto in quest'ultimo periodo, quindi ci siamo giocati una partita a viso aperto contro una squadra attrezzata per vincere, quindi va bene così, andiamo avanti. Sì, è vero, abbiamo iniziato la partita abbastanza bene, devo dire abbiamo fatto 25-30 minuti di grande calcio, siamo stati in vantaggio, potevamo fare anche il secondo e il terzo gol. Poi abbiamo avuto un attimo di sbandamento, nel senso abbiamo concesso qualcosa all'Atletico, è una squadra organizzata, una squadra che ha giocatori importanti e in 5 minuti sono riusciti a ribaltarci la partita. Devo dire che in questo caso faccio anche complimenti ai ragazzi perché siamo rientrati in secondo tempo in campo con un piglio diverso, perché noi non siamo quei giocatori che negli ultimi 5 minuti hanno lasciato qualcosa agli avversari. I ragazzi sanno che devono dare qualcosa in più e credo che la seconda parte della gara siamo entrati in campo vogliosi, con voglia, con cattiveria di ribaltare questa partita perché abbiamo bisogno di vincere e stare più sereni, quindi in questo senso veramente faccio complimenti a tutti per l'atteggiamento, per tutto quello che hanno messo in campo perché oggi era troppo importante per noi. È stata una partita maschera, una bella partita giocata da entrambe le squadre e abbiamo avuto ancora una volta la forza di andare in vantaggio, poi per le solite disattenzioni nostre siamo andati in svantaggio, però siamo entrati negli spogliatoi, ci siamo guardati in faccia come
degli uomini, quelli che siamo, e abbiamo tirato fuori una prestazione, penso, straordinaria. Noi siamo un grande gruppo, al di là che quello che dice la gente fuori di noi, che non siamo un gruppo coeso, che non abbiamo attributi. Penso che oggi, come da inizio campionato, purtroppo molte volte i risultati non ci sono girati dal nostro favore, però penso che il gruppo e la forza di ognuno di noi si è sempre vista in campo. Poi ovviamente il peso specifico a tutto ciò lo dà i risultati, però noi non abbiamo mai mollato, mai molleremo, perché siamo un grande gruppo fatto di uomini e grandi calciatori. Una battuta sulla super giovane Castelbuono, Angelo Bognani, che insomma hai avuto modo di svezzare, guarda caso, proprio con la Nissa, sta facendo bene. Io credo che la realtà di Castelbuono è da prendere con le pinze, perché hanno fatto sudare parecchie squadre. Ma io conosco bene come lavora Angelo Bognani, so che è grande tecnico, preparato e professionista, con un grande spirito di abnegazione, dona tutto se stesso alla propria squadra. So certamente che farà bene, sta facendo bene. È un lavoratore sul campo. È un lavoratore sul campo, ha un gruppo di giovani agguerriti e motivati, io li ho visti giocare, giocano un bel calcio, quindi è una squadra che per me si salverà abbondantemente con facilità, anzi potrà aspirare secondo me a un quinto posto di playoff e ci può anche arrivare. E parliamo di questa Nissa. Domenica vittoria importantissima contro questo rude, cattivo, pericoloso Arcigno Geraci, un 2-1 sofferto. Ci guardiamo il servizio e poi parliamo subito della partita. Bentrovati con la quinta giornata del campionato di eccellenza siciliana. La Nissa di mister Terranova, dopo la vittoria importante per 3-2 contro il Pro Favara, affronta il Geraci, reduce dal pari contro la Don Carlo Misilmeri. Arbitra la partita il signor Luigi Canigatti, sezione di Agrigento. Gli assistenti sono Arturo Artellini di Ragusa e Pablo Vasquez della sezione di Siracusa. Si parte col film del primo tempo, prima chance offensiva con Magro che mette da Semenzini, cross su Agudiac sfortunato nel rimpallo. Alle 13° Dall'Oro apre per Gueye, tenta il tentativo a giro, il pallone sorvola la traversa. Siamo al 18°, la Nissa continua a spingere a tutti i costi, vuole il gol del vantaggio. Il pallone finisce in area per Agudiac, in qualche modo l'argentino trova la conclusione incredibilmente sul fondo. Al minuto 25 Magro cerca il traversone con il mancino, l'inserimento di Barrera, la sfera finisce di un niente fuori. Minuto 35, rimessa laterale di Privitera, il pallone per l'inserimento di Barrera. È un maestro, ce l'ha fatto vedere già l'anno scorso proprio qui da avversario contro l'Agragas. Stavolta invece fa felice il pubblico nisseno. Possiamo partire col film della ripresa. Al minuto 47 il filtrante di Runoja calcia però addosso a Elezai, bravo il portiere della Nissa a sventare. L'occasione prosegue, il pallone su Bonamaison che cerca Coco, Barrera salva sulla linea, ancora Nissa in vantaggio e che riesce anche a difenderlo bene. Minuto 55, arriva un cross per la destra di Runoja, non arriva però sul pallone. Ancora un cambio, allora entra Caccetta, esce da loro quando siamo al 56°, ora di gioco, calcio d'angolo per il Geraci. Il pallone finisce sul secondo palo dove c'è la sponda di testa che batte il portiere Elezai e Runoja l'ultimo a toccare. Ha pareggiato il Geraci, adesso 1-1, cambi per mister Terranova, entrano Pedicone, Vieto ed Esposito, escono Magro, Ruano e Gueye. Minuto 72, Privitera, la scodella, la difesa spazza sui piedi di Pagano che cerca da posizione difficile di crossare. Il suo tentativo trova Pedicone che spedisce alto. Minuto 79, Privitera, Pedicone, il pallone finisce sui piedi di Esposito, largo a sinistra l'ex Ionica, riesce a rientrare in area di rigore, va alla conclusione, trova il gol del 2-1. Esposito porta in vantaggio, meglio riporta in vantaggio la Nissa per 3 punti potenzialmente pesantissimi nel percorso biancoscudato. Al minuto 85 il Geraci ci prova ancora, sfruttando un calcio d'angolo, c'è in area di rigore un cross e il colpo di testa. Elezai deve superarsi per bloccare su Guadagnoli. Al minuto 88 entra Scribani, esce Gudiac. Minuto 93, cross di Coco per la testa di Guadagnoli, finisce fuori. L'ultimo brivido della sfida per quanto riguarda Nissa e Geraci. Di lì a poco il triplice fischio
vince ancora la formazione biancoscudata di mister Terranova nella difficile gara contro un ottimo Geraci, finisce 2-1. Queste squadre vanno prese proprio con le pinze perché sono dure a morire. Poi insomma sappiamo benissimo che Gaetano Mirto, allenatore della Geraci, è uno deciso, determinato, mette la squadra bene in campo, vi ha un po' ingarbugliati, poi io credo che il tasso tecnico aiuta poi alla fine per vincere anche le partite. Sì, è stata una partita strana perché il primo tempo è stato dominato dalla Nissa. I primi 20 minuti del secondo tempo invece è uscito fuori un fortissimo Geraci e non so quanto, sicuramente per merito loro, ma anche per demerito dei nostri giocatori che erano forse avevano sottovalutato la concentrazione necessaria da mettere in campo nel secondo tempo. Poi il mister è stato bravo, ha fatto prima un cambio, poi subito altri 3 tutti insieme, avendo noi una rosa di 25 fondamentale per la categoria titolari. I cambi proprio hanno fatto la differenza. Per esempio il secondo gol che abbiamo fatto è stato l'assist di Pedicone, il giovane che è arrivato da poco da ex Catania, e un bellissimo gol del nostro Antonio Esposito. Però come ho detto poc'anzi, noi ogni partita dobbiamo andare anche noi per dare il massimo, e sappiamo la forza dell'organico della Nissa qual è. Vero. Una partita che porterebbe 3 punti pesantissimi anche ad una classifica. Battere il Mazara, che attualmente è al terzo posto, aiuta ad allungare ancora la distanza rispetto alle inseguitrici. Arialdo. Io penso che il mister già abbia chiaro che tipo di partita dobbiamo andare a fare a Mazara. A mio avviso per confermare il nostro campionato basta non perdere, quindi io penso che quello sia il risultato minimo che la Nissa può ottenere. Sarà una partita combattuta perché alla Nissa è storicamente provato, fanno tutti la guerra, quindi non quando incontrano la Nissa perché è una squadra capoluogo di provincia, perché ha una sua storia, e perché quest'anno è competitiva, insomma, ma anche quando nell'ultimo periodo della mia presidenza, anche che non eravamo nelle posizioni di vertice, appena arriva la Nissa fanno la guerra tutti, quindi sono convinto che sarà una partita molto impegnativa al pari di quella che abbiamo giocato contro il Favara. Bene, bene, voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B. Anche qui si è giocata la quinta giornata, subito il tabellino delle partite disputate domenica. Modica Calcio batte Messana 1966 4-0, Real Siracusa Belvedere 1-0, Milazzo batte Santa Croce 1-0, Città di Gela Enna Calcio 1-1, Rocca Acquedolcese batte Leonzio 1909 1-0, Imesi Atletico Catania 94 batte Mazzarone Calcio 1-0, pareggio tra Nebros e Ionica FC ed infine Paterno Calcio batte Mister Bianco 2011 1-0. Modica Calcio che ritorna di nuovo solitaria in vetta al primo posto con 12 punti, 10 punti per Paternò ed Enna Calcio, con 9 Real Siracusa, 8 punti per Milazzo, Nebros e Città di Gela, 7 punti Mazzarone Calcio e Mister Bianco 2011, 6 punti Imesi Atletico Catania 94 insieme alla Leonzio 1909, 5 punti Ionica FC e Rocca Acquedolcese, chiudono la classifica Leonfortese e Messana 1966 con 4 punti ed il Santa Croce con 1 punto. È un girone ingarbugliato perché insomma questo Enna zoppica e quando si zoppica, soprattutto nella parte iniziale della stagione, recuperare poi magari qualche punto nei confronti di qualcuno che invece sta andando bene, come ad esempio il Modica, è un po' difficoltoso. Presidente, come vede la situazione di questa Enna Calcio? L'Enna Calcio è una squadra fortissima, quindi non mollerà molto facilmente, anche se il Modica è partito meglio.
se la giocheranno queste due squadre e da verificare il Paternò, e non è da sottovalutare la forza del Paternò. Un Paternò che certamente può dire la sua, perché adesso si è ripreso da un inizio un po' titubante, adesso vola al secondo posto. Filippo Raciti ha un gruppo interessante, il presidente Mazzamuto non vuole assolutamente mancare una possibile promozione per ritornare presto nel campionato di Serie D. Come vedi la situazione, Arialdo, tu invece? Filippo Raciti è un grande allenatore di calcio, ha dimostrato di saper far bene ovunque, in qualsiasi squadra ha allenato, quindi il Paternò è una squadra che ha un grosso pubblico, è una squadra che ha una grande tradizione, e non vi nascondo che quando mi ero stancato, diciamo, avevo perso motivazione per stare al presidente della Nissa, ero stato avvicinato dal Paternò proprio per poi questo matrimonio non si è fatto. Poi non si è fatto perché non era il caso, però voglio dire è una bella piazza che sa fare calcio. E chiudiamo la parentesi di questo girone B parlando di questo Modica. Presidente, il Modica ha investito tantissimo, una rosa pazzesca soprattutto per il campionato di eccellenza. Tutti i ragazzi che insomma fino allo scorso anno giocavano in Serie D. Ha investito tanto, direi, perché hanno investito bene. Oculata. Sì, hanno investito molto bene. Bisogna complimentarsi con il presidente e il direttore sportivo che io ho avuto il piacere di conoscere, sono due persone molto in gamba. Allora, vedo che c'è molta determinazione da parte del presidente Giovannone, ma anche insomma da Arialdo, che è animato da questo grande amore nei confronti della Nissa. Sono ritornato alla Nissa e grazie a Luca Giovannone, che ha un grandissimo merito e glielo riconosce un'intera comunità, l'intera città, è quello di essere riuscito a fare sognare nuovamente i nisseni e farli avvicinare alla Nissa. È una grandissima prerogativa, un grandissimo merito che gli riconosciamo tutti, perché Luca ha con la sua pacatezza anche la capacità di trasmettere fiducia e di trasmettere concretezza. Questo è qualcosa che magari io gli invidio, perché da presidente ero molto più focoso, anche se quelli erano anni difficilissimi. Assolutamente, c'era il periodo del Covid, porte chiuse, quindi era veramente un periodo di guerra per quanto riguarda il calcio. Volevo completare ringraziando io Arialdo, che da ex presidente è tornato ad essere socio. Voglio ringraziare l'avvocato Iacona, che anche lui da ex presidente è rimasto bravo come presidente onorario e socio, e ringraziare anche Savio Ferreri, che è rientrato anche lui, dice che è rientrato perché crede nel progetto. E qualcuno lo chiama progetto Giovannone, io lo chiamerei progetto Nissa, che insieme all'apporto di Giovannone vogliamo arrivare dove la Nissa merita. Non voglio illudere nessuno, però l'ambizione sarebbe quella. Benissimo. Beh, con questa bella dichiarazione del presidente Giovannone concludiamo la nostra trasmissione. Ringrazio il presidente per la sua ospitata qui oggi all'interno di Penalty. Speriamo di rivederci presto, magari con una promozione già quasi in tasca. Grazie a Luca Giovannone, e grazie anche naturalmente ad Arialdo Giammusso, ospite fisso ogni anno qui all'interno di Penalty. Siamo contenti. È un piacere come al solito averti ospite, perché con te parliamo veramente di tutto, e questa è una cosa bellissima. Grazie Arialdo. Grazie, buonasera. Noi concludiamo qui la nostra puntata, vi diamo appuntamento come al solito tra 7 giorni puntuali alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, e vi ricordo anche che siamo in replica la sera della stessa giornata del mercoledì alle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.